Ha telefonato pochi minuti prima di mezzogiorno e lui era a scuola. E io risposi al telefono e dall'altro capo mi ha detto: "Ciao Sammy", e io ho detto: "No, guardi, io sono la mamma di Sammy". E molto serenamente lui mi ha detto: "Oh, mi scusi signore, io sono Papa Francesco". Da lì in poi io non non son più riuscita a spiaccicar parola. Ricordo ancora con lucidità quando Papa Francesco fece squillare il telefono di casa a Laura Lucchin, mamma di Sammy Basso, il giovane ricercatore universitario affetto da progeria scomparso lo scorso ottobre. Dall'elezione di Papa Francesco erano passati pochi mesi e Sammy gli aveva scritto una lettera. Poco prima delle 6 ha richiamato e là ha risposto Sammy, perché da quel momento il telefono era solo suo. Squillato il telefono, ho risposto e così semplicemente ho detto: "Son Papa Francesco". Amava e ammirava Papa Francesco, Sammy, condividevano lo stile francescano, la passione per la vita. Io so che, Sammy gli ha parlato, della sua malattia, ma perché il Santo Padre gli aveva chiesto veramente: "Sammy, come stai?" E quella volta lui ha sentito proprio un "come stai" vero, che voleva capire come stava Sammy. Gli ha spiegato e tutto, e poi alla fine il Santo Padre, come fa con tutti, gli ha chiesto: "Sammy, prega per me." E Sammy gli fa: "Sì, però tu prega per me, dato che hai il filo diretto." 10 anni dopo la telefonata, Sammy incontrò Papa Francesco. Era il 20 marzo 2023 ed era a Roma, dove aveva partecipato alla maratona con i Sammy Runners. Gli chiese una benedizione attraverso di lui a tutte le famiglie delle persone con progeria e a chi faceva ricerca. La morte di Papa Francesco, una grande emozione per mamma Laura. E lo avevo visto molto sofferente, tanto. E io ho fatto un pensiero dentro di me. Ehm, io chiedevo sempre a Sami di rallentare, di prendersi una pausa, di riposarsi. Non solo io, anche mio marito e anche i dottori, però lui diceva sempre: "No mamma, adesso non posso, più avanti". Probabilmente anche chissà quante raccomandazioni anche il Santo Padre avrà ricevuto, però penso che la sua missione andava oltre a questo. È quello che mi diceva sempre Sammy: "Io non posso fermarmi adesso, io devo ancora fare tanto". Da persone di fede l'immagine insieme. È stata la mia prima immagine, sì. Sì, li vedo e spero tanto che siano là, che passeggiano, che parlano tantissimo di tante cose, perché lui parlava di tante cose e ha parlato di tante cose anche con il Santo Padre. Dunque penso proprio che adesso abbiano proprio il tempo e l'opportunità di reciproca, di dare tanto, di dirsi tanto. Ecco, questo sì, è un'immagine che mi fa star bene, tanto.